per noi Lorenzo Caffè. Ora vediamo un tracciato insieme a Lallanovo, ostacolo per ostacolo. Il primo sarà un verticale di barriere, 1,35 di altezza, verticale di barriere, dicevamo, su Cancello. Su Cancello è abbastanza invitante, come giustamente deve essere il primo ostacolo di un percorso, un fondo abbastanza pieno per far saltare bene il cavallo. E l'ha saltato bene questo primo inversione. Esatto, mano destra. Mano destra. E siamo ad un passaggio di sentiero. Che è largo? Di barriere, che è abbastanza largo, 1,40 e ancora un largo. Esatto, barriere su muro in questo barriere caso. Su muro. Mano sinistra. Dove c'è un errore, mano sinistra. Verticale di barriere, eccolo qua, sotto i nostri mano, occhi. Deviazione ancora sul diagonale a sinistra. Arginello. Arginello. E altro errore. Altro errore, mano destra e qui siamo ad un carré, 1,40 per 1,40, quindi alto quanto lungo, quanto largo. Passato indenne. Ed eccoci ora al verticale. Che ricerca, il cavaliere ha cercato il piede giusto, il piede destro per girare a destra, per superare il verticale. Ed ora abbiamo la gabbia che ha superato bene, però era quella che aveva fatto la selezione, però oramai 8 penalità. Dunque fuori. Il nostro cavaliere, la campana è andata fuori. È fuori. Ecco, volevo anche dirvi, tecnicamente importante, tra il verticale che precede la gabbia abbiamo 18 metri di distanza, quindi 4 tempi regolari. 4 tempi regolari, un cavaliere italiano giovane, 21enne, anzi meno che 21enne, 20enne, Niccolò Marzicchi Lenzi, figlio di un vecchio cavaliere degli anni 50, monta Once Again. Niccolò Marzicchi Lenzi, Once Again. Eccolo qua, è il numero 38 a entrare. Seguiamolo con interesse, ha un buon ritmo per ora. Eccolo al quarto ostacolo, il verticale. Arginello. È un cavaliere che si avvale di un istruttore molto importante, infatti lavora in Belgio con Nelson Pessoa, famoso mito. Un nome che non ha bisogno di commenti praticamente. Ora eccoci al verticale che precede 18 metri dunque per entrare nella selettiva gabbia. Ha montato molto bene, molto bene. Pulita questa sua prova, molto bene. Quindi prosegue, guardate, non ostacolo, però commette subito un errore. Ha girato molto stretto, ha cercato la girata. Ha diritto però di proseguire. Certamente. Altra gabbia, è la seconda gabbia del tracciato. Dunque come vedete è un tracciato che se continua prevede una seconda gabbia. Indenne anche all'ostacolo seguente, scusate. E arriva. Ed ora di qui in là conta soltanto il tempo. Che lui certamente non ha cercato, quindi il tempo sarà sicuramente alto. Once again, finalità 4 nella seconda fase, tempo 36 e 71. 36 e 71 il e qui c'è suo qualcosa tempo. Che non va, perché noi abbiamo sulla partenza Sara Bracco e questa veramente non sembra. No, non è Sara Bracco. Non ne abbiamo dubbi. Probabilmente sarà Jörg Rotlisberger, uno svizzero. Souvenir dell'HV. Numero a entrare 40. Ora aspettiamo la conferma della. Anche se vedo che anche la giuria dello speaker, esatto, c'è un attimo di perplessità sul fisico di Sara Bracco. Per noi a tutto questo momento si tratta di Jörg Rotlisberger, cavaliere svizzero, su Veneur della Cavè col verticale. Cerchiamo di fronte vedere a noi. Il numero. Esatto, abbiamo conferma, siamo confortati dallo stesso parere della giuria. Ed eccoci all'ostacolo, eccolo che precede la gabbia, e qui si fa la differenza. Superato con estrema facilità. Sì, in maniera molto corretta, si prosegue, nono ostacolo. Il cavaliere sta proseguendo in maniera
ottima, tutto concentrato, c'è silenzio. Ed ecco c'è l'ultimo verticale, sentiamo il suo tempo. Può essere soddisfatto? Comunque sicuramente dei primi 5, Sì, si perché piazzerà ora. solo della gara, finalità 0 delle due fasi, tempo della seconda 32,53. Il round. Bene, al terzo posto direi, terzo posto per il cavaliere svizzero, mentre ora è entrato sul campo di gara Franco Murialdo su match ball, numero a entrare 41. Ora si accinge ad affrontare il primo verticale di barriere su cancello, altezza 1,35. Ha iniziato il percorso anche per Andrea su Rancheville, numero 120, Germania. Niente, allora non era l'italiano perché è saltato, siamo al numero a seguire. Si tratta del tedesco Hans-Dieter Dreher su Rancheville, numero 42. Dunque il nostro Murialdo Franco non si è presentato all'arginello, mano destra. Siamo al sesto ostacolo ed eccoci qua nel dritto, il verticale che immette alla selettiva gabbia. Bene. Ecco, da qui vale il tempo, mano destra, abbiamo un verticale, il non ostacolo di 1,40, quindi ora a sinistra una curva stretta proprio, un'altra gabbia, stringe molto, quindi gioco molto sul e tempo. dovrà girare prima del largo numero 2, infatti gira prima del largo E numero non tutti 2. l'hanno fatto. Ed ecco, Ha girato, ha peccato. voluto un po' troppo. Sì, ha giocato peccato, tutto il Adesso cavaliere l'importante tedesco. per lui è stare nel tempo massimo, E quindi stia può nelle 3 darsi. penalità, perché se ne 3 nella penalità passa naturalmente davanti subito dopo i netti. Certo che se non ci fosse stato questo rifiuto all'ultima difficoltà sarebbe stata una prova impeccabile. Finalità 3 nella seconda fase, tempo 34,98. E rimane con 3 e che però gli garantisce solamente il quinto posto, quindi 3, il sesto posto, 4,98. mette al sesto posto della classifica Diana provvisoria. Schneider su Rivalin 33, numero 122, Lussemburgo. Bene, abbiamo ora Diane Schreiber del Lussemburgo su Rivalden 33, numero a entrare 43 per la precisione. Rivalen, credo, noi l'abbiamo scritto sbagliato, ma in sovraimpressione hanno il nome Poi un giusto. giorno bisognerebbe fare uno Rivalen. studio sui nomi complicati dei cavalli. Primo ostacolo ben saltato, il verticale di barriere. Ricordiamo che l'altezza media è di 1,35, il tempo massimo 60 secondi. Se si esce indenni dai primi 8, che poi hanno un 8 bis, quindi ostacoli, ma qui siamo già all'errore. Eccoci al verticale numero 4. Mano sinistra, dietro la concentrazione sull'arginello, bella immagine, il tempo, il ritmo è buono, saltato infatti bene. Mano destra, era il sesto ostacolo ed ora siamo al verticale che precede la gabbia. Peccato veramente. veramente per un errore banale per questa giovane, brava, simpatica amazzone del Lussemburgo. Ora aspettiamo se l'ordine di entrata è rispettato. Kölla Linz, Svizzera, Roxanne 44, ma non è Kölla Linz, evidentemente. Se il cavaliere a seguire si tratterà di No, si vede che il cavaliere è cambiato, Heinz cambiato, Köller, rimane, sì, e sì. il cavallo rimane Roxanne, Roxanne, quindi rimane lo stesso cavallo che a questo punto è montato. da Heinz Köller. Kölla, verticale, arginello, ora mano destra per
il sentiero, passaggio di sentiero carré. Sta saltando bene, è Sì. deciso. Quindi quindi il verticale è un verticale interessante, questo perché dà il tempo a tutta alla gabbia seguente. Tecnicamente mi pare sì, ma è anche un una buon buona ritmo, prova. quindi Poi, ostacolo numero 9, un verticale, mano sinistra, ed eccoci alla seconda gabbia. Molto difficile perché è stretta, prosegue bene. il gira nostro stretto, cavaliere. passa davanti al numero 4, adesso deve passare avanti al numero 2, Mano passa, destra, adesso bisogna che allarghi un pochettino per arrivare un po' dritto, tenta tenta E e va. direi che ci l'audacia, siamo. Roxanne, la fortuna aiuta gli audaci. E sentiamo quindi il tempo. E Florida su Roxanne con penalità 0 nella seconda fase e il tempo di 30 è primo, è primo. passa con 2 nella classifica 30 della e vittoria. 25? E quella con Roxana, 3 round time in the second phase, 13:05. O 5. Bene, abbiamo dunque un cambiamento in classifica. Aggiorniamo per i nostri telespettatori la classifica. Roxanne, Estrella, Inspiration e Quindi abbiamo al primo posto Roxanne, Roxanne, e al secondo la Estrella con Freddy Kinayer e al terzo Inspiration con Alessandro Grossato. bene, per ora Arginello è il quinto ostacolo della prima parte composta di 8 ostacoli. Verticale, 18 metri, ecco la gabbia. Si prosegue perché il percorso a questo momento è netto, nono ostacolo, superato bene, ed ora la seconda gabbia del tracciato. Bene anche qui, mano sinistra molto stretta, il cavaliere sta giocando il tutto per tutto, come sapete dopo l'ottavo ostacolo vince chi ottiene il miglior tempo, ed eccoci al verticale finale. Bene, Anche questo sarà un tempo tra i primissimi. sentiamolo fra poco. Vediamo se è riuscito a spezzare l'egemonia. Seconda penalità 0 nella seconda fase, tempo 32:57. No, il Non l'ha fatta, 32,57 no, lo mette al quinto posto. Eh sì, perché per pochissimi secondi, perché altrimenti avrebbe ottenuto la quarta piazza. Quindi ancora al comando Roxanne, si tratta di Heinz Köhler, 30,05 il suo tempo. Davanti all'altro svizzero, Freddy Kinheier sulla Estrella 31,07, l'italiano Alessandro Grossato su Inspiration 31,88. E ora Klaus Pohn, Beach Boy 4 o 4, come dir si voglia. Il cavaliere austriaco ha commesso un gravissimo errore, ha praticamente distrutto un ostacolo. Quindi continua ora all'Arginello per onor di firma, non è più in classifica. Eccoci alla verticale che precede la gabbia. Poi tutto bene, rimane l'errore clamoroso che avete visto in uno degli ostacoli iniziali e quindi l'austriaco è fuori. Beach Boy 4 penalità, Beach Boy 4. Ora dovremmo avere pronto alla partenza esattamente il lussemburghese Yves Deschenaux su Caprice de Saint-Hermel, numero di entrata 17.
37. 36, qui la fotocopia. No, 47. 47, scusate. 47, ecco, non ci tornava. 47. 47. 5 cavalli al termine. Dopodiché potremo darvi la classifica definitiva di Primo e questa seconda secondo prova. posto a questo punto svizzeri. Terzo posto ancora l'Italia con Alessandra Grossato. Abbiamo ancora una chance perché dovremmo avere, come penultimo concorrente, Enrico Maria Frana su Uragano del Crati. Ancora Taschini Carlo con la già, è vero, Bonita. sì. Anche Taschini potrebbe darci una lieta sorpresa, proprio a seguire. Arginello. Comunque è già fuori dalla Sì, classifica. si continua per onor di firma. Ed eccoci ora al verticale e poi alla gabbia. Ma poi, dopo la gabbia, il cavaliere lussemburghese si fermerà. Ecco, è già di fronte alla giuria e saluta La Bonita, Carlo Taschini. cavaliere dilettante, industriale, È un cavallo tedesco, la Bonita. cavallo che abbiamo visto sotto la sella, cavallo veloce la Bonita, l'abbiamo visto sotto la sella di Chissà che non... chi lo sa, Chi lo sa, ora vediamo. Primo ostacolo, verticale di barriere. doppio 0 e 30,05 il tempo da battere. Bene, al primo ostacolo va al passaggio di sentiero barriere su muro, 1,35, 1,50 invece di larghezza. E adesso verticale di barriere. Eccola qua. Quarto ostacolo. Aiutato un po' dalla fortuna e prosegue, ma ci vuole la fortuna. Arginello. Dopodiché mano destra per andare al passaggio sentiero Carré. 1,40 con 1,40. Aia, un errore. Peccato. Verticale 1,40 all'altezza di questo verticale secco, 4 tempi regolari e quindi gabbia finale, ma il nostro cavaliere Non è ammesso. non è ammesso. Carlo Alla seconda Taschini fase. ci lascia. Abbiamo però ancora un cavaliere italiano. In questo momento però dovremmo avere Philippe Lejeune. Philippe Lejeune su è un Nipoli. cavaliere importantissimo, internazionale, ha partecipato a Olimpiadi, Coppa del Mondo, Campionati d'Europa, cavaliere di punta della squadra belga. Vedremo su quello di bene che abbiamo detto su di lui. Vediamo, avrà una ci fa una conferma brutta figura. immediata. Avrà una conferma immediata. Auguriamocelo sportivamente, anche se in realtà noi poi faremo più il tifo Per Enrico Maria Frana, Esatto, che per il farà- carabiniere Enrico Maria Frana. Sì. Primo ostacolo bene, mano destra passaggio di sentiero, bene, barriere su muro, Molto piacevole il cavaliere, tutti i suoi interventi sono di un'estrema compostezza. verticale di barriere, questo numero 4. Oh, È andata bene, È andata buona, bene. è andata bene. Arginello. Bene, ora mano destra, passaggio di sentiero, Carrero ripetiamo, è largo quanto alto, 1,40, e ora verticale 1,40, dopodiché l'ottavo ostacolo e quindi secondo elemento Il cavallo B gli si è della un po' gara. spostato, Benissimo, ha ripreso. E adesso vediamo se, come si dice in gergo, apre il turbo. verticale 1,40, ora siamo al decimo ostacolo e la gabbia. Va bene anche nella gabbia, di nuovo rigira mano sinistra per portarsi, è un percorso veramente difficile. Sull'11° elemento non manca che il verticale finale. Applausi, inapplaudito, stavo dicendo, il cavaliere belga, sentiamo il suo tempo, mentre è già pronto a partire il nostro Enrico Maria Frana su Uragano del Crati, cavallo italiano, cavaliere italiano. Napoli, penalità 0 nella seconda fase, tempo 30 e 37.
30 e 37. Si pone dunque al secondo posto. Aggiorniamo la nostra classifica. Abbiamo prima sempre lo svizzero Heinz Köhler con Roxane e poi con 30,05, e a seguire abbiamo il cavaliere Philippe Lejeune su Hippolyte 30,37. Eccoci, è partito il nostro carabiniere Enrico Maria Frana, siamo al secondo elemento ed eccoci al verticale sul muro. Attenzione, anche il quarto ostacolo, il verticale, sotto i nostri occhi è andato male, anche il cavallo stava per scivolare dopo averlo superato. Purtroppo accade anche questo quando poi magari ci sono delle attese. Termina comunque la sua prova il nostro Enrico Maria Frana. Non rimane come concorrente che l'austriaco Michael Steinbrecher su Le Solitaire, che in teoria può avere la possibilità di sovvertire questa classifica, ma oramai i giochi sembrano fatti. Comunque aspettiamo quest'ultimo percorso per darvi la classifica definitiva di questa prova, secondo premio internazionale medio, quinta edizione, città di Torino, Piazza d'Armi. Verticale di barriere. Ora siamo al passaggio di sentiero, barriere su muro. Eccoci, c'è già l'errore, quindi abbiamo già la classifica finale. Comunque per correttezza seguiamo questo percorso. Eccoci al verticale, quarto ostacolo, arginello, qui c'è stato un altro errore, quindi il verticale che precede la gabbia, e quindi conclusione di questa prova. Aspettiamo impostazione Giuliano Vezzani. Giuliano Vezzani che però non può raggiungerci, oramai siamo in chiusura, e questo secondo premio internazionale medio è stato vinto, gentili telespettatori, da Heinz Köhler, Svizzera, su Roxane, 0 penalità, 30,05 il suo tempo. Al secondo posto Philippe Lejeune su Hippolyte, scusate, e 30,37 il suo tempo, naturalmente 0 penalità. Una battuta brevissima del nostro Vezzani, un punto tecnico, un giudizio tecnico sulla gara. Io direi che è stata una buona gara, una giornata di apertura, sono partiti dei buoni cavalli, montati bene, abbiamo visto l'abitudine degli stranieri a galoppare di più degli italiani, purtroppo però io dico che hanno montato bene, specialmente Grossato. Per ora è tutto, a domani gentili telespettatori. Sono molto contento, pensavo di arrivare a un buon risultato, nel podio sicuramente non di vincere, però sono contento di questa gara. Il cavallo mi ha saltato molto bene, è stato molto bravo, mi ha aiutato in alcune difficoltà molto bene. I programmi con i cavalli si fanno sempre passo dopo passo, sicuramente il mio attuale cavallo sta dimostrando di crescere, questa era la sua prima gara importante, ha risposto in maniera molto positiva, ma prima di pensare a qualcosa di terribilmente più impegnativo ci sono ancora tappe da seguire. Diciamo che sarà chiaro, a me piace fare le gare, non ci rinuncerei finché mi sentirò in grado per nessun'altra cosa. Alla fine dell'anno proverò a fare un piccolo internazionale e lì capirò qual è il destino del futuro mio. Dunque Marco Biasia, rappresentante del gruppo sportivo Carabinieri, 22 anni il prossimo mese, novarese di nascita ma romano d'adozione, è il nuovo campione italiano di concorso completo. Argento per Federico Roman, la medaglia d'oro delle Olimpiadi di Mosca.
Ed ora restiamo in campo equestre, ma ci trasferiamo nel settore dei pony. 5 sono state le bandiere presenti sui pennoni del concorso ippico internazionale pony che si è svolto a Fiuggi, Inghilterra, Irlanda, Italia, Svizzera e per la prima volta la Repubblica di San Marino. La parte del leone nel concorso internazionale è toccata ai ragazzi svizzeri che hanno vinto 5 delle 6 gare in programma, dimostrando una preparazione tecnica di alto livello. Discrete soddisfazioni anche per l'Irlanda, che ha schierato anche il campione nazionale di categoria Mark Beecher e ha firmato la prova per formazioni, siglando anche diverse piazze d'onore. La migliore fra gli azzurri nel Gran Premio, appannaggio di Merlin Worp, Svizzera con Lady Ashfield, è risultata la romana Manuela Rapone del Pony Club Santa Cornelia, che in sella a Moonlight Express ha messo in carniere un discreto 4º posto. Un'attività in crescita, quella del settore dei pony, che costituiscono il primo approccio dei giovani all'equitazione. I pony sono cavalli che arrivano fino al 1,48 m d'altezza al garrese e costituiscono per l'equitazione vera e propria un serbatoio naturale di talenti, e non è irriverente proporre un paragone fra i go-kart e la Formula 1. Solita passerella d'onore per i vincitori delle varie categorie. È tutto per l'equitazione. Restituisco la linea allo studio. E siamo alla 4ª prova della Coppa del Mondo di ciclismo su pista che si è